Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. One night in the disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Madonna's and a face that would make any man proud. Oh, what wow! He's the greatest dancer. Oh, what wow! That I've ever seen. Oh, what wow! He's the greatest dancer. Oh, what wow! The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, mia cara Sveva, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e naturalmente questa è la puntata numero 997 di oggi, mercoledì 14 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nota trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e abbonati, ma soprattutto fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online all'interno del quale troverete liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che sto sostituendo e molte altre bellissime cose. Banda alle ciance, incrociamo al 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure se preferite abbiamo anche il telefono, quando lo dirò io, 0292947222. A questo punto, cara Sveva, se siamo pronti, può essere il momento giusto per mandare il diritto al rovescio di lui, l'implacabilissimo Pierluigi Magnaschi, direttore responsabile di Italia Oggi. Pronti? Via! Se un tizio dà fuori da matto e sfascia il suo appartamento, il problema interessa solo i suoi familiari e al massimo i suoi vicini di casa. Ma se questo tizio è il capo della più grande potenza mondiale, gli USA, le conseguenze dei suoi atti irresponsabili colpiscono direttamente o indirettamente tutti i paesi del mondo. Solo Trump, infatti, poteva non sapere o far finta di non sapere che portando improvvisamente il livello dei dazi USA contro la Cina al 145%, subendo per reazione un aumento di quelli cinesi del 125%, avrebbe bloccato i rapporti commerciali fra le massime potenze economiche mondiali con conseguenze devastanti per tutti. Da qui l'improvvisa riduzione, sia pure temporanea,
dei dazi USA-Cina al 30% in attesa di un accordo definitivo. Il balletto assurdo di queste cifre, dal 145 al 30% in un colpo solo, ha bloccato i traffici internazionali, terremotato la finanza, creato clamorose distorsioni sui mercati. Solo un incosciente può aver preso queste decisioni. Non a caso, non sapendo dove andare a sbattere, adesso Trump ha fatto un dietrofront clamoroso. Come sempre monumentale Pierluigi Magnaschi, qui alle 18:22 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, puntata numero 997 di Zoom. Tra qualche minuto saremo collegati con la senatrice Elena Murelli, parleremo della partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali. Pensate, un provvedimento frutto del pensiero della Lega, cioè crediamo, dice la senatrice Murelli, in un'economia sociale di mercato che metta al centro la persona, il lavoro, la responsabilità condivisa. Dare ai lavoratori la possibilità di partecipare agli utili non significa solo riconoscerne il merito, ma rafforzare il patto tra capitale e lavoro su cui si fonda il tessuto produttivo del nostro paese. Ma tra poco parleremo naturalmente con la senatrice Antonino, abbiamo Murelli. la senatrice Murelli in linea. Benissimo, allora qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora senatrice, buonasera e ben trovata. Però io non la sento. Tutto tace. Antonino, abbiamo perso la senatrice, adesso la ricolleghiamo. Ah, allora proviamo a ripescarla. Intanto io vi do un giro di agenzie. Che cosa ci racconta stasera l'Ansa? Ecco qua, c'è stato il Premier Time alla Camera, Meloni, Netanyahu rispetti il vizio internazionale, l'Italia non richiamerà l'ambasciatore, ancora il vertice Copec, Draghi, Mattarella, sforzata all'UE, con i dati il punto di rottura, stare fermi non è un'opzione. Ancora Leone XIV ha ricevuto sì gli anni che però dentro la sala in cui stava Antonino, scusami, Antonino. Sì. Allora, purtroppo ti senti Sì. molto male. C'è qualcosa che disturba la linea? Ecco, ora mi senti? No, come prima. Io purtroppo il telefono Ok. questo è, non ora, so davvero come possiamo fare. ora molto meglio. Abbiamo la senatrice, ci riproviamo. Rimando la Perfetto. sigla. No, va bene, rimanda la sigla, sì. Qui Parlamento. Il bello della diretta. Buonasera senatrice. No. La senatrice purtroppo non c'è, non so cosa stia accadendo alla linea, ci riprovo, ma è già accaduta 2 volte. Sì, anche perché ormai sono le 18:25, mi sa che stasera probabilmente il Qui Parlamento salterà. Comunque, prova un'ultima volta, vediamo che cosa viene fuori grazie ai sistemi telefonici di questo paese. Per me è possibile che in Italia, quando si fa una trasmissione telefonica, quando si prova a telefonare alle persone, siamo ancora nel 1997, che la gente diceva c'è una galleria, non ti sento metallico. Altro che 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G. Sì, è il mago G pure, su alla pera. Va bene, allora lasciamo stare tutto ciò e vi stavo dicendo appunto delle agenzie, vi stavo dicendo che cosa succede in questo nostro vasto mondo. Il Papa, tra l'altro, quest'oggi, appunto, riprendendo il nome Leone, ha sottolineato che la Chiesa è pronta a usare il suo potere diplomatico e la sua attività diplomatica proprio per mettere al tavolo
le potenze mondiali e Antonino, farle riproviamo con la ragionare. senatrice? Sì, senatrice, c'è? Ce l'abbiamo fatta? Pronto? Sì, senatrice, mi Pronto? sente? Non ci siamo. Non funziona neanche Io pure così. ci sono. Ecco. Pronto? Credo che la senatrice Niente. non ci senta, perché noi la sentiamo ma lei no, dice che non ci sente. E allora niente, per questa sera direi che possiamo posporre il qui Parlamento chiedendo scusa alla senatrice Murelli, perché chiaramente la cosa non è piacevole e nemmeno possiamo tenere le persone appese al telefono per provare a dirci pronto, stiamo facendo la radio e non un viaggio in treno. Vabbè, lasciamo stare, stasera il telefono non ci ha favorito. Ok, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Vi dicevo, nel frattempo Trump ha firmato una serie, dice la BBC, una serie di accordi economici con il Qatar, dopo aver sottolineato e lodato il duro ma anche interessante presidente Antonino, scusami siriano. l'ennesima interruzione, però la senatrice ha provato a richiamarci. Proviamo un'ultima volta. Proviamo. Non capisco Pronto? come mai. So che voi mi sentite, ma io non sento dall'altra parte. Ah, ecco, quindi se io le parlo lei non mi può rispondere. Pronto? Ecco, Pronto? infatti, vabbè. Sveva, Pronto? scusati con la senatrice, però qui non riusciamo a parlare Certo, con lei. assolutamente. Ora la richiamo e mi scuso dell'inconveniente. Non so, purtroppo, purtroppo sono questioni tecniche che non riesco a controllare, le linee telefoniche non riesco ancora a gestirle. Lo so, avremo il piacere di parlare con la senatrice Murelli nei prossimi giorni. Ci scusiamo con lei e con gli ascoltatori. Vi dicevo, Trump ha annunciato una serie di accordi con il Qatar, incluso anche un ordine record, pensate, di aerei della Boeing nella seconda tappa del suo tour di 4 giorni nel Medio Oriente. Prima di volare a Doha, Trump ha incontrato il presidente siriano a Riyadh, invitando Ahmed al-Sharaa a normalizzare le relazioni con Israele. Questo incontro è arrivato dopo che Trump ha tolto le sanzioni contro la Siria, dicendo che gli vuole dare una chance per poter raggiungere la grandezza. Poco prima, Trump aveva anche elogiato il presidente siriano, definendolo un tipo interessante, un tipo tosto. Ha anche detto che è possibile che lui domani si presenti ai colloqui di pace in Turchia con l'Ucraina e la Russia, colloqui di pace che i presidenti Zelensky e Putin potrebbero seguire e a cui potrebbero presenziare. Quindi ancora qui vedremo che cosa succederà. Tra l'altro la BBC osserva appunto che i qatarioti non sono gli ultimi scappati di casa, ma sono anzi una nazione centrale, questo perché nel Medio Oriente sono intermediari nei negoziati tra gli Stati Uniti ed Hamas nel corso di questa guerra a Gaza, ma il Qatar ha anche dei legami con l'Iran e questo è uno strumento per avere, diciamo così, un canale ufficioso di comunicazione con Teheran, ma anche un motivo di preoccupazione. Insomma, questo è un momento nel quale chiaramente il presidente Trump ha riconosciuto all'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, il ruolo appunto di alleato prezioso nella regione per gli Stati Uniti d'America. E poi naturalmente lui farà una serie di accordi personali, si parla di un golf resort di estremo lusso a nord di Doha e in particolare il suo ministro dell'interno, l'attorney general Pam Bondi, era una lobbista per conto del governo qatarino. E infine naturalmente c'è tutta questa storia dell'aereo da 400 milioni di dollari che i qatarioti vogliono regalare a Trump come Air Force One. Va bene, alle 18:30 diamo 10 secondi di stacco e poi ci sentiamo una canzone di Katia Svizzero del 1980, L'Ape Maia, perché? Perché poi ve lo spiega Paola D'Amico. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
se il sole si sveglia la primaria dentro un fiore. Apre gli occhi sorridente, stropiccia le sue ali trasparenti. Vola, 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 vola la primaria, gialla nera nera, gialla tanto gaia. Vola sopra un monte, sfiora il cielo, per rubare il nettare da un melo. Vola, 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 vola la primaria, gialla nera nera, gialla tanto gaia. Il grillo canterino si è svegliato, alla serenata tutto il prato. Lungo il prato verde come il mare, l'importante è un fiore da trovare. Vola, 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 vola la primaria, gialla nera nera, gialla tanto gaia. Il ghiaino tesse la sua pera, mentre il vento la sua trama svela. Vola, 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 vola la primaria, gialla nera nera, gialla tanto gaia. Vola, 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 vola la primaria, gialla nera nera, gialla tanto gaia. Nuvole di panna su nel cielo, fila sulla terra e sotto un velo. Vola, 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 vola la primaria, gialla nera nera, gialla tanto gaia. Vola, 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 vola la primaria, gialla nera nera, gialla tanto gaia. Vola sopra un ponte, sfiora il cielo. Antonino, di nuovo a te la linea. Benissimo, allora adesso cercheremo di entrare in contatto con Paola D'Amico per arrivare appunto ad avere il suo spazio, l'amica degli animali. Stasera si dovrebbe parlare, a Dio piacendo e al telefono permettendo, riusciremo, insomma, si spera di parlare di animali come sempre, soprattutto le rondini e le api. Quindi noi cerchiamo di affidarci ancora una volta all'italico genio di Antonio Meucci, il quale sempre, se dall'altro lato, insomma dall'aldilà vorrà essere propizio con noi, ci aiuterà a entrare in contatto con Paola D'Amico. Cara Sveva, formula questo numero e proviamo a convocare l'amica degli animali, mia cara. Vediamo se ce la facciamo, vediamo un po'. Aspettiamo intanto che Sveva entri in comunicazione con Paola e poi, se Gesù vuole, ci passa la telefonata e torniamo a casa. Antonino, Anche ho collegato Paola, speriamo che questa volta il telefono sia con noi. Allora sigla e poi sua soavità Paola D'Amico. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Paola, ci sei? Paola? Paola carissima, dove sei Paola? Ti aspettiamo qui tra di noi.
Io, se volete, vi posso anche cantare tutto l'LP, ma non credo ve ne freghi Antonino, non so Sì. che dire purtroppo. Riprovo a chiamare, allora, ma la linea non funziona. ecco, questo significa anche che se telefonano i nostri ascoltatori, evidentemente non siamo in grado di collocare con loro stasera. Perché, cioè, che faccio? Una predica di 1 ora e 10 su che cosa? Per carità, la possiamo fare lo stesso la puntata, però se a questo punto non possiamo nemmeno prendere una telefonata, siamo combinati un pochettino male stasera con la tecnologia. Vabbè. Senti, niente, telefona anche a Zennaro e gli dici che abbiamo questo problema, ci scusiamo con lui, dopodiché noi proseguiamo la trasmissione a questo punto. Facciamo una bella cosa, bella gente. Antonino, Paola D'Amico è di nuovo in linea, vediamo un attimo se riusciamo a prenderla, se no, come dici tu. Sì, prova. Paola? C'è nessuno? Hello? Non c'è nessuno. Niente, Antonino, purtroppo sono cose più grandi di me e di te, quindi io mi scuserò con gli ospiti e mi direi tu cosa fare. Purtroppo non c'è molt'altro da dire. Così. Allora, facciamo una bella cosa. Tu sei in grado di girarmi le zappe degli ascoltatori almeno? Certo, quello assolutamente. Perfetto, allora facciamo una cosa, bella gente. Noi adesso faremo un bel viaggio nel mondo dell'informazione, naturalmente andiamo a vedere che cosa succede nel mondo. Siccome questa sera la rete telefonica non ci è di aiuto, faremo una bellissima cosa. Scriveteci al 340-730-9659 e io leggerò volentierissimo, aggiungerei le vostre zappe o WhatsApp. Quindi questa sera ci scusiamo con voi perché purtroppo la tecnologia non ci aiuta, non è colpa nostra, tra l'altro, per cui a maggior ragione vogliate gradire questa sorta di edizione anticipata della rassegna stampa di domattina, visto e considerato che non possiamo fare la trasmissione come avremmo voluto. Resta comunque la trasmissione numero 997, ma faremo altro rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Va bene, allora andiamo a vedere un pochettino che cosa succede questa sera nel mondo, così facciamo anche un giro tra le agenzie internazionali. L'altra volta vi avevo portato a vedere Xinhua, andiamo a vedere che cosa scrivono i nostri amici cinesi sulla loro agenzia di Stato, anche perché loro a quest'ora generalmente qualcosina contro l'America la scrivono sempre. Allora, i cinesi su Xinhua informano che Xi ha incontrato sia il presidente colombiano che il presidente cileno e ha anche la Cina sta lanciando, ecco, questa è una cosa molto interessante, sta lanciando una costellazione di satelliti che hanno la capacità di effettuare dello space computing. Ebbene sì, cosa fanno questi nuovi satelliti? Sono intanto 12 satelliti computerizzati che sono il primo lotto della costellazione dei 3 corpi computatori secondo lo Zhejiang Lab, che è un istituto di ricerca di Hangzhou nella zona a est della Cina, della provincia dello Zhejiang. Che cosa fa questa cosa? Sostanzialmente è una serie di satelliti che verranno messi in orbita con la capacità di effettuare qualcosa come 1000 petaoperazioni al secondo, e quindi questi satelliti che faranno tutta questa serie di calcoli in orbita sostanzialmente cosa permetteranno? Permetteranno di sviluppare l'intelligenza artificiale nello spazio, quindi assistere per esempio gli astronauti, offrire tutta una serie di soluzioni in caso di necessità e così via. Saranno così allargate, scrive la Xinhua, l'agenzia stampa cinese,
saranno allargati i confini delle applicazioni spaziali e diciamo così ci saranno dei risultati di estrema rilevanza sia per l'industria dello spazio che anche per l'industria del trasporto aereo. Soprattutto diciamo così che questi primi 12 satelliti avranno anche un polarizzatore per i raggi X, e questo qua servirà per studiare le esplosioni di raggi gamma, quindi quando ci sono per esempio le esplosioni solari. E in particolare la costellazione quest'anno sarà di circa 50 satelliti nello spazio, 50 satelliti cinesi messi lassù a fare calcoli e soprattutto a costruire l'intelligenza artificiale per quelli che loro chiamano taikonauti, non li chiamano cosmonauti come i russi, non li chiamano astronauti come gli americani. Tra l'altro, mentre Trump parlava di grossi, come si dice, di grossi dazi e così via, la Gigafactory di Tesla in quel di Shanghai, dice sempre Xinhua, continua ha registrato delle fortissime esportazioni di auto complete nel mese di aprile, pensate un po', quindi malgrado le minacce e la guerra trampiana, pensate, la Gigafactory di Tesla in quel di Shanghai ha esportato quasi 30.000 veicoli nel mese di aprile, raggiungendo il più alto volume di esportazioni negli ultimi 12 mesi. Questo succede perché il modello che si chiama modello Y, che è prodotto in Cina, ha ottenuto una grande popolarità nei mercati stranieri. Il nuovo modello Y, che peraltro è stato presentato in Cina nel gennaio di quest'anno, ora viene esportato in Australia e in una serie di mercati asiatici, inclusa la Repubblica della Corea. Tra l'altro i risultati, diciamo, del primo quadrimestre della Tesla, i risultati economici, dicono che il nuovo modello Y è riuscito a consentire a Tesla di raggiungere un valore da record per singola giornata di ordinazioni raccolte nel mercato Asia-Pacifico. Solo in Corea il nuovo modello Y addirittura è diventato una sorta di malattia comune il primo giorno in cui si sono aperti gli ordini, e il sito ufficiale della Tesla addirittura, a causa del forte traffico in arrivo dalla Repubblica di Corea con tutta la gente che si è collegata, è andato in tilt per 2 volte, mentre i potenziali acquirenti sudcoreani si sono allineati fuori dalle concessionarie in grandi numeri. Da quando i primi veicoli Tesla made in China sono andati in vendita nella Corea del Sud alla fine del 2023, l'azienda ha visto una grande esplosione delle vendite locali, con un totale addirittura di immatricolazioni di auto Tesla in Sud Corea che sono cresciute dell'80% su base annua nel 2024. Insomma, diciamo che le cose si stanno un pochettino riprendendo da quelle parti, e naturalmente questo è qualcosa che al buon Musk non può che far piacere, quindi a maggior ragione il fatto che ci sia una situazione, diciamo così, di stasi nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina non può che essere ben accolta dal buon Elon, il quale altrimenti non sarebbe molto contento. Intanto una notizia, diciamo, sulla frutta, che non è proprio il massimo, perché il più grosso fornitore, il fornitore principe di ciliegie per i cinesi, sapete chi è? Il Cile. Il Cile, niente proprio di meno che è il 16,2% dell'import totale che arriva dal Cile, che è arrivato dal Cile nei primi 4 mesi di quest'anno, per cui i 2 paesi si commerciano le ciliegie e noi stiamo a guardare. Andiamo adesso a vedere che cosa succede in Italia, rientriamo un po' in Italia dopo che vi abbiamo portato a vedere quello che succede Cina, Romania, ecco qua l'ADN Cronos, cosissimo. Romania si miona a Roma per incontrare Meloni e Salvini.
Il leader della destra romena domenica sfiderà al secondo delle presidenziali il sindaco di Bucarest, Ordan. Andiamo a vedere allora che cosa è successo. E in particolare la possibilità, perché se era veramente le elezioni di domenica, la possibilità di un'altra sponda per il centrodestra in Europa. Il leader, scrive la DN Cronos, nel relato martedì 14 di maggio a Roma. Antonino, mi senti? Sì? Scusami, Sì. ti devo fermare perché si sente purtroppo malissimo. Mi senti? Scusate, ma se non posso... Prendi la puntata di ieri e la mandiamo in replica a questo punto. Se io non posso più nemmeno fare la trasmissione, Antonino, cercate le sentire. lo so Antonino, purtroppo ti sento metallico. Benissimo, allora facciamo una cosa. Io vi chiedo scusa e mando in onda la puntata di ieri, in modo tale che almeno riusciamo a mandare in onda quantomeno la trasmissione. Dopodiché domani speriamo di essere più comunicazione. Questo è quanto. Vi chiedo scusa, ma a questo punto Sveva, per favore, manda pure in onda la puntata di ieri. Antonino, mi dispiace moltissimo, se pensi sia opportuno faccio così. Purtroppo ti sento in modo metallico, non so proprio cosa fare. Siamo in contatto con i tecnici, ma non posso purtroppo fare altro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
It's good for me.